Buongiorno a tutte e a tutti. Abbiamo atteso qualche minuto ancora per permettere a tutte le persone di prendere posto in questa bellissima sala. Direi che iniziamo, visto che abbiamo un programma molto denso, ricco di testimonianze davvero interessanti. C'è anche un po' di emozione nell'aria perché questa è la prima edizione, io vi do il benvenuto ufficialmente alla prima edizione della Festa delle Industrie, un evento che porta nel suo nome già una promessa, quella di creare comunità, di creare nuove relazioni, di rinsaldarne di vecchie, per far conoscere questo meraviglioso territorio, per risvegliare la memoria su un passato importantissimo che va tramandato alle generazioni future, in un contesto che lega assieme i luoghi, le persone e il territorio, il tutto in un ambiente che toglie il fiato, come il Museo della Battaglia dove ci troviamo e la villa di Papadopoli, che domani ospiterà una serie di appuntamenti che metteranno assieme l'arte, il paesaggio e l'industria. Ed è di industria che parleremo oggi, per raccontare le storie coraggiose di chi in questo territorio ci ha creduto, nonostante tutto. Ascolteremo le testimonianze di imprenditori e di imprenditrici che hanno fatto dell'eccellenza, dell'innovazione e della passione, soprattutto, il tema centrale del loro lavoro. Un progetto, questo della Festa dell'Industria, che è un tributo anche e soprattutto alla comunità di Vittorio Veneto e Conegliano, per risvegliare la memoria di un passato industriale importante e pionieristico. Quello tra Venezia e Cortina d'Ampezzo è un percorso suggestivo del territorio veneto e al suo centro non passa inosservato il territorio urbano di Vittorio Veneto. È il capoluogo delle Prealpi Trevigiane, storicamente diventato famoso per la battaglia che durante il primo conflitto pose fine di fatto al primo conflitto mondiale con la vittoria dell'esercito italiano su quello austro-ungarico. Città nuova, nata dall'unione dei due centri più piccoli di Ceneda e Serravalle. Attorno la fisionomia solitaria del fascino un po' introverso della collina di Conegliano, distesa sulle ultime pendici delle Prealpi Trevigiane o allo sbocco della via alpina del Fadalto. Due terre indomabili, di acque e boschi, che hanno saputo disegnare negli anni un paesaggio industriale che sa di armonia produttiva. La geografia del territorio regala molti corsi d'acqua. Abbiamo il Meschio, il Livenza, fino ad arrivare al Monticano, ed è qui che si sono sviluppate molte delle prime attività artigianali, le attività dei mulini e delle fonderie. È lungo questi corsi d'acqua che il territorio è stato il centro di una importantissima tradizione, soprattutto tessile, tale da meritarle il soprannome della Biella del Nord-Est. Poi è arrivata la globalizzazione, che ha portato con sé indubbi benefici, ma anche stravolto quella che era l'artigianalità dei luoghi, e il tessuto industriale del territorio non sempre è stato in grado di andare al pari passo con le logiche di un'economia di massa. Basti pensare che l'attività bacologica e serica che primeggiava a Vittorio Veneto a livello europeo si è estinta, così come molte attività hanno dovuto abbandonare. Questo però non ha impedito al territorio di reinventarsi, perché Vittorio Veneto ancora oggi esprime una produttività importante del tessile di alta qualità. La storia secolare e produttiva degli opifici del territorio scrive ancora pagine degne di quelli che furono i fasti del passato, riuscendo a determinare una realtà produttiva che ai nuovi processi industriali ha saputo unire e mantenere il valore di una profonda tradizione ispirata ai canoni di bellezza e di territorialità. Il profilo manifatturiero del territorio di Conegliano e Vittorio negli anni ha saputo rinnovarsi con la presenza di molte realtà anche di respiro internazionale votate all'economia di nuove tecnologie, tale da attribuire il nomignolo di una nuova Inox Valley, un vero e proprio distretto della metalmeccanica. E non è un caso che questo evento, questa Festa delle Industrie, vede i natali proprio qui, in quest'area, il vittoriese coneglianese, che è stato forse il primo cuore
dell'industria trevigiana. Si tratta questa di un'importantissima attività di conoscenza, di recupero e valorizzazione di memorie del lavoro che dobbiamo tramandare alle generazioni future. La Festa delle Industrie, anzi la prima edizione della Festa delle Industrie, nasce dall'idea di Aldo Bianchi, il presidente dell'Associazione Zeneda, che promuove le attività per la divulgazione storico-culturale dell'abitato di Ceneda e vede il patrocinio della Regione Veneto, della città di Vittorio Veneto, della città di Conegliano e di Confindustria Veneto Est. Ed è a nome dell'associazione e di tutti gli organizzatori che porto un saluto alle autorità che sono qui in sala, alle imprenditrici, agli imprenditori del territorio, ai rappresentanti delle associazioni di categoria, a tutti gli ospiti e alla comunità tutta di Conegliano e Vittorio Veneto. Io prima di passare la parola e finalmente di entrare nei lavori vorrei leggere a nome della Fondazione due righe che il Presidente della Regione Luca Zaia ha scritto, non ha potuto partecipare ma ci aveva chiesto di leggerlo. Pregiatissimo Presidente Bianchi, ringraziandola del cortese invito, mi duole davvero comunicare che a causa di concomitanti impegni istituzionali non potrò partecipare ai lavori della prima edizione dell'iniziativa Festa delle Industrie. La nostra regione e la provincia di Treviso sono culla di grandi realtà industriali e con lungimiranza e passione sono riuscite ad affermarsi sui mercati dei propri settori di riferimento, tanto nazionali quanto internazionali. Ogni realtà è una storia a sé stante. Le singole peculiarità sono tuttavia accomunate dalla medesima cultura del fare, che a sua volta rappresenta l'autentica ricchezza dei nostri territori. Rivolgo, alla luce di queste mie considerazioni, il mio plauso al lavoro di squadra che ha visto l'Associazione Zeneda collaborare proficuamente con Confindustria Veneto Est. Queste sinergie, dedicate in maniera sistemica, plasmano un vero e proprio distretto delle idee, dove poter condividere e riflettere sulla situazione attuale, così da delineare le traiettorie future da destinare all'imprenditoria operante in questo angolo di Marca Trevigiana. Il lavoro di squadra e l'analisi rivolta ai singoli benchmark, oltre ad arricchire il dibattito della festa, saprà infondere ulteriore slancio allo sviluppo delle nostre imprese in un'ottica sempre più innovativa e sostenibile. Augurando buon lavoro e nutrendo viva la convinzione che i risultati di questa prima edizione non tarderanno a riverberarsi positivamente, concludo porgendo a tutti i presenti i saluti della Regione Veneto e i miei più cordiali saluti. Bene. E dopo le parole del Presidente della Regione io passo la parola all'ideatore di questa festa per un doveroso tributo, Aldo Bianchi di Fondazione Zeneda. Beh, insomma, buongiorno a tutti e grazie. Non sono un professionista, chiaramente. Mi diverto tanto come associazione, già ormai 20 anni circa, che lavoriamo per quanto riguarda il nostro Interland, naturalmente, quello di Ceneda, ecco che siamo qua ospitati, qui la storia splendida, vorrei vivere sempre qua. Se questo fosse un appartamento è bellissimo, è la storia di Ceneda ed è importante. Intanto voglio tornare al discorso principale, cioè questa prima. Cerchiamo di fare del nostro meglio, abbiamo fatto del nostro meglio, tutto veloce, però grazie. Abbiamo fatto anche questo piccolo catalogo che contiene almeno una storia, una buona parte, ma che ricorda qualcosa che abbiamo fatto. E non voglio dilungarmi altri perché ormai siamo un po' sui tempi naturalmente, però devo ringraziare due persone in cui hanno collaborato molto con me, cioè il signor Longhin Roberto, che è della Brema mi pare, no? Ecco, e lo ringrazio, facciamo un bel applauso. Ha fatto un bel percorso. Poi il dottor Bottoli naturalmente, che mi ha dato fotografie, robe storiche, perché lui è un amore dal punto di vista storico naturalmente. E poi tutti voi. E poi tutti voi per essere qua a dare questa bella cosa, insomma, ecco. Devo comunque dire, mi permetta ancora un attimo solo, signora, che nel mio giro di conoscenze che ho fatto durante questa
è una cosa meravigliosa. Devo dire che la nostra situazione è una cosa stupenda, pensando che lavorano 6.000 persone, è una cosa magnifica, delle aziende stupende, nuove, meravigliose, dalla storia di Roberto che racconterà poi, a queste meravigliose. È un incanto, bisogna poter visitarle. Dovrete dare qualcosa di più oggi. Beh, Amorin poi magari lo racconterà, ma come la signora qui presente naturalmente. Ma voglio dire che è stato bello riconoscere, e sarebbe bello che tanta gente conoscesse, anche il pubblico, portare in quell'area è bellissimo, è una cosa bella. Vi ringrazio e buona giornata e buon lavoro. Grazie di cuore. Grazie Aldo Bianchi. Un po' di commozione c'è sempre, perché la situazione, questa festa è veramente bella, e scopriremo un patrimonio industriale del territorio davvero incredibile. Adesso abbiamo il piacere di avere un saluto anche da parte delle autorità di queste splendide città, quindi io chiamo il sindaco di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana. Grazie e saluto tutti i presenti. Ringrazio l'introduzione che è stata bellissima, e complimenti, che ha inquadrato la realtà del territorio vittoriese e della sua storia. Volevo innanzitutto ringraziare Aldo Bianchi, l'associazione Zeneda, per aver organizzato, creduto in questa cosa, in questo evento di oggi. Non era così scontato. Aldo fin da subito, fin dall'inizio, mi ha detto: Mirella, ho un'idea, mi aiuti un po' su questa iniziativa, e veramente è stato veramente bravo a riuscire a portare a termine e a riuscire a mettere assieme tanti imprenditori e tante associazioni e tante persone per realizzare questo evento. Questo evento, che secondo noi è importante, è uno dei primi eventi che si realizza in città, il Festival delle Industrie. Nel passato sicuramente ci sono stati dei momenti in cui gli industriali, tutto il mondo dell'artigianato si sono confrontati, e continuamente ci sono dei confronti. Io penso che queste iniziative siano veramente importanti, perché aiutano da una parte anche le amministrazioni, aiutano la comunità a cercare tutti gli elementi per riuscire ad portare avanti quello che è lo sviluppo sociale ed economico della nostra città. Penso che oggigiorno, non mi ripeto per quanto riguarda la Vittorio Veneto come città del lavoro, insomma Vittorio Veneto è caratterizzata da un punto di vista urbanistico per aver sì, nel suo territorio ospitato importanti industrie legate al tessile, abbiamo detto prima la questione lungo il Meschio, poi abbiamo all'interno delle città dei contenitori attualmente vuoti dove hanno ospitato grandi industrie, quindi dalla Carnielli e altre, che hanno bisogno oggi di essere rigenerate quelle aree industriali. E poi per finire alla nostra grande zona industriale, una delle più grandi del Triveneto, e qui dobbiamo dare onore e merito a coloro che l'hanno pensata questa zona industriale, agli amministratori che quella volta scelsero quell'area, secondo me in una prospettiva anche giusta di intermediazione tra la città di Vittorio Veneto e Conegliano, e quindi bene che i nostri predecessori abbiano investito in quell'area. Ora si tratta di capire oggigiorno cosa vogliamo fare e che obiettivi abbiamo da portare avanti. Io penso che non si può parlare di sviluppo sociale e economico del territorio senza parlare delle attività produttive del territorio. Quindi l'appello che faccio è di provare a collaborare tutti assieme affinché di riuscire a trovare quelle che sono le risposte che dobbiamo dare alle varie criticità che oggigiorno ci sono, sia dal punto di vista economico, ma voglio dire anche dal punto di vista ambientale, e solo lavorando tutti assieme possiamo auspicare di far fronte a queste criticità che poi si riversano nell'ambito sociale e sul nostro territorio. Altra cosa che vorrei toccare è la questione della formazione e dell'attenzione che abbiamo verso il mondo dell'industria
e il legame che c'è col mondo scolastico. Sappiamo insomma che Vittorio Veneto ha dalla parte sua anche una realtà scolastica molto importante, abbiamo importanti istituti tecnici che preparano i nostri ragazzi ad affrontare anche il mondo del lavoro. Ecco, secondo noi questa sinergia, questa trade union tra queste due realtà deve essere potenziata, e abbiamo anche in mente, vorremmo anche provare ad alzare un po' il valore della formazione, provando anche a pensare di realizzare un ITS in città di Vittorio Veneto legato appunto all'aspetto dell'industria metalmeccanica o voglio dire innovazioni odierne, e quindi un po' questa è anche la nostra eventuale obiettivo. Io non mi dilungo altro, volevo solo ringrazio il sindaco di Conegliano Fabio Ches che mi saluterà dopo di me, e ringrazio gli imprenditori presenti, ringrazio i relatori, e sono veramente felice che quest'oggi possiamo fare questo momento di confronto, di analisi e di sintesi, per poi, penso e lo spero, proseguire in un futuro questa collaborazione tra di noi. Grazie. Grazie al sindaco di Vittorio Veneto, e adesso l'ha anticipato, ci raggiunge il sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Grazie, saluto anch'io la padrona di casa, sindaco Mirella, complimenti. Saluto tutti perché la prima festa dell'industria è qualcosa che innanzitutto ci ha incuriosito tutti. E lo dico perché è qualcosa che mancava. Ringrazio l'associazione Zeneda perché fare un evento come questo non è facile, però devo dire che il tessuto industriale nostro è un tessuto molto particolare, e faccio i complimenti ai tanti industriali che lavorano nella nostra zona perché hanno una grandissima connotazione culturale e una grande sensibilità sociale, e non è facile trovarlo. Io dico, ha ragione Mirella, le nostre erano città dove avevamo l'industria in centro, noi abbiamo riconvertito molte aree industriali in centro a Conegliano, ne sono rimaste due particolarmente grandi, una è l'area Zanussi e l'altra è l'area del cotonificio, che stanno trovando una loro collocazione oggi, una loro riconversione, e questo spostare le aree, le grandi imprese industriali dal centro della città alle aree industriali ha un po' definito una rottura, una frattura in quel periodo, no? Una volta le industrie facevano parte del tessuto cittadino, si sono spostate nelle aree industriali, questo è stato un bene da un punto di vista ovviamente funzionale, però da un altro punto di vista hanno rischiato di rompere quel legame tra cittadini e industria che era connaturato nel nostro territorio. E il fatto che le imprese oggi cerchino di tornare a dialogare con la città è qualcosa di importante, qualcosa di fondamentale. Li ringrazio per questo, poi si è visto lo sforzo negli ultimi anni, lo sforzo di rivolgersi ai nostri istituti scolastici, ai nostri ragazzi, a far fare le visite dentro delle realtà che, come dicevi, sono realtà incredibili, di cui non ci rendiamo neppure conto. Si parla molto di industrie che arrivano, che ci sono negli altri paesi, senza renderci conto che l'eccellenza l'abbiamo in casa, per cui anche il fatto di portare i nostri ragazzi a visitarle fa capire ai nostri ragazzi che c'è un futuro possibile qui, per cui vanno bene le esperienze all'estero, poi si può tornare perché abbiamo grandissime realtà industriali qui, e certe volte, grazie anche allo sviluppo del nostro territorio da un punto di vista UNESCO eccetera, cioè siamo diventati sicuramente un luogo di attrazione anche turistico internazionale, però ci siamo dimenticati che nel contempo o abbiamo voluto fare o si è voluto far passare in secondo piano che la realtà industriale nostra era di primissimo livello, è oggi una realtà internazionale a tutti gli effetti e nel futuro sarà ancora quello che è stata, per cui abbiamo sicuramente un boom di un settore che doveva cambiare marcia, ha cambiato marcia, che è quello che è legato al turismo e all'incoming, ma dall'altro punto di vista abbiamo un settore che è rimasto e rimane un'eccellenza e che secondo me per certi punti di vista è un punto fermo, è un qualcosa che non vale la pena sottovalutare, ma anzi dobbiamo esaltare. Per cui va bene e ringrazio, ripeto, chiudendo, gli industriali per quello che stanno facendo anche nella promozione verso la città e verso i cittadini, e penso che Mirella, che noi come amministrazione dobbiamo fare altrettanto, dobbiamo fare in modo di far capire a tutti che il nostro tessuto industriale è un vanto, è un orgoglio per tutti noi e deve essere recepito per quello che è, cioè un tessuto che a livello internazionale ci invidiano in molti, ma come sempre si guarda più dall'esterno verso l'interno, invece
da buoni veneti dobbiamo cambiare marcia anche qui, essere più orgogliosi di quello che abbiamo e riuscire anche a trasmetterlo e a raccontarlo all'esterno. E raccontarlo vuol dire raccontare la storia di queste industrie, capire come hanno fatto diventare oggi delle eccellenze a livello mondiale. Io mi scuso perché a Conegliano mi aspettano, ma vi ringrazio perché ci tenevo ad essere qui oggi. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie. Grazie Sindaco. Bene. A proposito di industriali, adesso ci tiene particolarmente a portare un saluto Massimo Granzotto, referente di territorio coneglianese e vittoriese di Confindustria Veneto Est. Buongiorno a tutti, sarò molto sintetico, ci tenevo a essere qui in rappresentanza di Confindustria Veneto Est e porto anche i saluti del nostro Presidente Leopoldo Destro e del Presidente Vicario Alberto Zanatta che non sono riusciti a essere qua. Ringrazio il Presidente Bianchi per averci coinvolto in questo bellissimo evento che effettivamente mancava nei territori, non c'era, e quindi complimenti, perché questo avvicina ancora di più quello che è il mondo industriale, il mondo produttivo alla cittadinanza, al territorio e alle comunità. E molto spesso noi imprenditori, noi aziende non siamo molto bravi a raccontarci, no? Forse negli ultimi anni stanno cambiando un po' le cose anche a livello di comunicazione, però ci stiamo mettendo impegno per cercare di avvicinarci sempre di più e aprirci al territorio. Questo per creare delle opportunità, vorrei chiamarle a chilometro zero, dare delle opportunità al territorio di guardarsi nel circondario e capire quali eccellenze hanno. Noi siamo bravi a produrre tecnologie, a produrre idee, a esportarle, ce lo riconoscono nel mondo, ma tante volte non riusciamo come cittadini a apprezzare quello che abbiamo nel territorio, quello che diceva il Sindaco prima. E quindi noi ci stiamo mettendo anche noi del nostro, però dobbiamo fare degli sforzi in più, è un appello un po' agli imprenditori, a aprire le nostre aziende ancora di più, aprire ai ragazzi, aprirci sempre di più con le scuole. Stiamo facendo un grande lavoro di apertura, però questo non basta. Dobbiamo veramente dar valore ai nostri territori e anche per lasciare un mondo diciamo produttivo più sostenibile alle nostre generazioni future. E non dobbiamo dimenticarci di questo, che dopo di noi ci sarà qualcun altro e dovrà ereditare delle aziende che siano sostenibili. Ecco. Vi ringrazio ancora dell'invito e per quanto è possibile noi siamo qua a sostenere questi tipi di attività. Grazie. Grazie. Bene, adesso direi che è arrivato veramente il momento di sentire la storia industriale, passata e futura di questo straordinario tessuto economico del territorio. Vedete che il tavolo è vuoto, quindi io adesso invito a riempirlo con i nostri relatori, il dottor Roberto Bottoli, titolare dell'Anificio Bottoli, storica realtà vittoriese, presidente del sistema moda di Confindustria Veneto Est, nonché coordinatore del tavolo moda di Confindustria Veneto. Prego Roberto. Il dottor Ettore Marson, discendente di una storica famiglia di imprenditori bacologici, che ci farà un excursus su quella che era la tradizione bacologica e serica. La dottoressa Maria Cristina Gribaudi, amministratore delegato di K-Line, azienda leader nella progettazione e produzione di chiavi, macchine duplicatrici meccaniche ed elettroniche, e presidente dei Musei Civici di Venezia. Ben arrivata. Il dottor Lorenzo Poser, titolare di Falmec, azienda specializzata nella produzione di macchine per aspirazione da cucina. E il dottor Carlos Santos, amministratore delegato di Amorim Cork, che è la sede italiana
Sede italiana del colosso portoghese Amorim, che fornisce tappi in sughero. Bene, io mi unisco a questo tavolo non per parlare, io ho finito, non vi preoccupate, solo che ho l'ingrato compito di essere il censore del tempo. Quindi, visto che siamo in tanti, ad un certo punto, se sforate, mi hanno dato l'incarico di cercare di andare a chiudere. Bene, io passerei la parola, cominciamo con Roberto Bottoli dell'Anificio Bottoli. Penso che non ci siano bisogno di presentazioni, visto la realtà storica del territorio. Abbiamo prima un piccolo contributo video. Tocca a me. Roberto, il Lanificio è anche una dimostrazione storica dell'importante distretto tessile, dicevamo prima, del territorio vittoriese, ed è anche l'unica azienda tessile rimasta. Ci racconti un po' la storia di questo tessuto industriale? Allora, grazie. Complimenti per la relazione, ti sgrido perché hai già detto tutto, quindi mi hai rubato tutta la storia di Vittorio Veneto, quindi mi dilungherò in altre cose, che magari in qualche aneddoto, perché hai già fatto una relazione molto, molto sintetica e nello stesso tempo dettagliata. Aldo Bianchi erano anni che mi sollecitava a scrivere la storia del tessile vittoriese, prima che andasse perduta la memoria di questa grande tradizione locale. E non l'ho mai fatta perché intanto non sono scrittore e non ho tempo per fare ricerche storiche, ma anche perché un po' per scaramanzia, perché quando sei l'ultimo di una serie cominci a guardarti attorno in modo preoccupato e dico magari sono quello che scrive l'epitafio sulla propria tomba, e quindi avevo rimandato il parlare di questa cosa. Poi adesso ho mio figlio che porta avanti l'attività, per cui ho detto beh, forse è il momento che posso anche parlare del passato, pensando che ci sarà un futuro per la nostra attività. Detto questo, la storia di Vittorio Veneto nelle sue fasi industriali è già stata scritta in molti libri che mi sono portato, e naturalmente non andrò a citare più di tanto Giancarlo Braido, Mario Uliana, eccetera, quindi chi volesse sapere la storia di Vittorio la può trovare già scritta. Io magari mi aggancerei a qualche aneddoto, che è un po' la mia abitudine nello drammatizzare le cose. Partendo però da un presupposto, ho trovato questo inciso nella storia industriale di Vittorio Veneto, in cui il commissario straordinario Pacchierotti nel 1902 definiva Vittorio Veneto come paese di civile progresso e floridezza industriale. Nel censimento 1911 è comparsa fra le 11 città più importanti del Veneto,
nella quale è collocato il 40% degli addetti industriali e il 24% della forza motrice installata in regione. Ecco, è un dato che mi ha stupito, però mi ha fatto pensare che, ecco, questa è la nostra origine, questo è il nostro passato e dobbiamo ricordarcelo perché oggi c'è piena occupazione quasi a Vittorio Veneto, grazie soprattutto alla zona industriale di Vittorio Veneto Conegliano. Però questo è frutto di una storia che è nata prima a Vittorio Veneto che a Conegliano, il sindaco è andato via, il sindaco Chies, quindi posso parlare male di Conegliano, e quindi dobbiamo ricordare che Vittorio Veneto industrialmente è stata all'avanguardia nel Veneto. Il tutto è partito, come abbiamo scritto sulla locandina, dalla forza motrice del Meschio, quindi energia motoria che ha favorito l'insediamento delle prime attività. Quindi partendo dai primordi industriali abbiamo i folli, quindi i folli di panni. Quindi il Meschio, ho scritto, è padre e madre di tutte le attività vittoriesi. Quindi fogli di panni particolari dal 300 fino al 500, poi i folli diventano piccole attività tessili, poi i folli si tramutano in molini nell'800, quindi tutta l'attività molitoria, poi la forza motrice del Meschio dà modo di formarsi le fucine per la forgia delle spade, quindi l'epoca delle spade, poi l'epoca chiaramente della calce e di tutte le aziende derivanti dalla calce. Quindi qui parliamo che tra il 500 e l'800 c'è il passaggio dall'artigianato alla piccola industria e nell'800 all'industria. Qualche dato, anche se i numeri non sono mai piacevoli da leggersi. Allora, nel 1820 c'erano in città 14 mulini da farina, 17 esercenti di filande di seta, 6 fabbricanti di carte da gioco, 15 fabbricanti di tele di lino, eccetera, 5 fabbricanti di tessuti di lana, 3 di cappelli, 14 falegnami, eccetera, eccetera, fonderie di metalli, 4 fabbri ferrai, 3 tintori. Ecco, anche la tintoria, facendo parte del mondo del tessile, è stata una delle attività in cui Vittorio Veneto ha segnato nella storia del tessile. Poi chiaramente c'è tutta la parte della seta, che sarà oggetto del dottor Masson, discendente appunto di una delle grandi famiglie bacologiche di Vittorio Veneto. Io in questo rubo un piccolo spazio alla storia della seta perché ho l'onore di essere nipote di Antonio Rossi, che è stato il direttore del Regio Stabilimento Bacologico Pasqualis di Vittorio Veneto. Nella conoscenza comune, compresa la mia nel passato, c'è sempre stata una confusione fra l'attività bacologica e l'attività serica. Voi sapete che è stata fondamentale per Vittorio Veneto, ma appunto una parte è stata quella delle industrie bacologiche in cui veniva fatta l'allevamento dei semibacchi e poi quello che era la filanda, che è un'attività successiva ancora è la tessitura serica e quindi sono 3 fasi diverse. Ecco, in questo centro sperimentale bacologico Pasqualis veniva fatta la ricerca genetica del seme bacchi per migliorare la qualità. Voi sapete che a fine 800 c'è stata una grande epidemia che aveva sul bacco da seta che aveva quasi portato all'estinzione del settore, che allora era determinante per l'economia locale, e quindi l'aver cercato in questo centro sperimentale di migliorare la qualità del seme del bacco aveva salvato l'industria nazionale. Ecco, il fatto che mio nonno fosse uno, se non ricercatore in questo assieme allo scienziato Pasqualis, mi onora di essere nipote di questa tradizione. Ecco, non rubo altro spazio alla seta, ma ho il piacere di ricordare questa cosa. Approfitto di questa occasione per ricordare a memoria una persona che è scomparsa da poco, che è Ildo da Ros, al quale penso meriti un applauso di tutti noi, perché è una persona
è una persona che ha dedicato parte della vita nello scrivere dei libri sulla storia spicciola di Vittorio Veneto, quindi sono tutta una serie di volumi, questo è quello dall'800 al 980, in cui giorno per giorno pescava dalle cronache locali piccoli particolari, piccole cose, e poi sono le piccole cose della vita quotidiana che fanno la storia, più dei grandi avvenimenti. E quindi rileggendo qualcuna di queste pagine, leggendo questo si avrebbe proprio la visione completa dei tempi. Ecco, ne approfitto, visto che ha già detto tanto la dottoressa Girardi, per dare qualche pillola, per dire nell'excursus del dopoguerra oggi, qual era l'ambiente, qual era la Vittorio Veneto che oggi non c'è più, come è cambiata in tutte le parti del mondo, e quindi la storia industriale bisogna riferirla a quell'epoca. Quindi se noi oggi abbiamo visto il declino di un certo tipo di attività, il cambiamento di pelle dell'impresa, però dobbiamo vederla anche nel contesto di quegli anni. Sono delle cose completamente diverse che segnerò, però volevo appunto contestualizzarle. Parlo dal 1940. Una missione di tessili tedeschi, accompagnati dal console di Germania a Milano, visita la torcitura di Franco Marinotti. Ecco, i più anziani di voi sanno cos'è la torcitura, i giovani non lo sanno, è il più grande stabilimento, quello che ha dato maggiore occupazione in quegli anni a Vittorio Veneto, era una parte della grande Snia Viscosa che aveva fatto a Vittorio Veneto uno stabilimento per la ritorcitura del filato di seta, poi delle fibre sintetiche, eccetera. Ecco, è stata una grande componente, si è estinta per tutta una serie di motivi, per cui però Vittorio Veneto in quegli anni era importante. Nel 1941, non c'entra niente, però il Vittorio Veneto vince il campionato di calcio di prima divisione ed è promosso in Serie C. Ecco, c'era qualche sportivo che dice si era bravi a quell'epoca, adesso un po' meno, no? Nel 1940 la torcitura di Franco Marinotti eroga un premio agli operai madri, un premio di natalità e un corredino completo per ogni neonato. Le mamme durante l'orario di lavoro possono lasciare i figli nell'asilo di fabbrica. Ecco, questa è la lungimiranza. Oggi le aziende stanno cercando di ricreare dei servizi sociali per i dipendenti, qualcuno ci aveva già pensato un po' prima. 1945. I bombardamenti degli aerei alleati nei giorni 4, 5 e 6 marzo provocano 21 morti civili in via Caprera e in via Mazzini. Altri bombardamenti aerei si verificano il 23 marzo, gli obiettivi sono il comando tedesco presso il Collegio Rizzi, ma le bombe colpiscono una fabbrica di spazzole e le case di Olarigo. Ecco, non sono anni tanto distanti, però sono anni che abbiamo vissuto tanti di noi. 1946, referendum istituzionale, Repubblica voti per referendum voti 10.000 per la Repubblica, 10.000 a Vittorio Veneto, sì, monarchia 4.000, schede bianche 670. Sembra preistoria, ma non lo è proprio tanto. 1947, 1.200 filandiere riprendono a lavorare dopo la crisi dell'industria serica, risolta grazie all'intervento del parlamentare vittoriese Franceschini. 1948, ancora le filandiere si lamentano degli orari estenuanti di lavoro, nonché delle multe e delle penalizzazioni inflitte con eccessiva severità dai padroni. 1950, Giovanni Commisso inaugura una mostra d'arte permanente presso la trattoria d'Apeo, gestita da Delfino Vernier. Direte non c'entra niente, ma oggi a Treviso viene fatto il premio Commisso, quindi ho visto una concomitanza. Commisso veniva a Vittorio Veneto e andava ad Apeo a bersi l'ombretta. Allora, 1955, l'ex podestà Marinotti offre un'abbondante colazione a 108 bambini poveri nelle sale del Caffè Unione. Fa sorridere queste cose, ma ripeto, non sono preistoria, sono storia abbastanza recente. 1956, un prigioniero torna dalla Russia dopo 12 anni, si chiama Alessandro Tonette di Revine Lago. Anche lì, tornava dalla Russia dopo 12 anni. Non è preistoria, è storia abbastanza recente, no? Ho quasi finito, sapete, abbiate pazienza. 1958, Monsignor Luciani viene nominato vescovo di Vittorio Veneto. Ecco qui il nome di Luciani dovrebbe essere aggiunto ai vescovi qui presenti nella memoria.
Curiosità, spero non ci siano dei parenti o altro, vabbè. 1960, Policarpo Ceruti, industriale tessile, e ancora una volta il vittoriese che dichiara il reddito più elevato con 13 milioni di lire. Vuol dire che gli industriali tessili sapevano fare il loro mestiere. 1962 Renato Longo si laurea per la seconda volta campione del mondo. Potrei andare avanti tanto, ma sono curiosità e direte che non c'entrano niente con quello di cui stiamo parlando oggi. Ma volevo appunto mettere insieme, legare la storia con l'attualità. Allora, io dovrei parlare del tessile più che altro. Il tessile cosa significa? Abbiamo parlato della seta, che è patrimonio del dottor Masson. Io parlo del lanificio. Allora, la storia dei lanifici, diciamo, fa seguito a quello che abbiamo detto, ai fogli di panni che erano insediati a Vittorio Veneto. Il più famoso, diciamo tra virgolette, era quello di Santa Giustina del convento delle monache, è quello l'unico ancora attivo, non come fogli di panni ma come mulino, a Serravalle, attivo al nostro lanificio. E aveva 2 ruote, adesso ne ha una, però c'è ancora la parte molitoria funzionante. È la testimonianza del primo insediamento di fogli nelle zone di Vittorio Veneto. E quindi da lì nasce la storia. Poi nel fine dell'Ottocento, quindi 1860-1870, arrivano gli industriali, nei libri si dice foresti, nel senso che venivano da Venezia, e quindi Cini Rubelli, Torres, poi Buogo, e quindi qui nasce veramente l'industria. Un'industria che negli anni si svilupperà in modo maggiore e a cui farà seguito la Bottoli, che è diciamo una costola del Buogo, e la Ceruti a Serravalle, quindi i 2 nuclei a sud e a nord delle città. Chiaramente l'acqua è sempre stata determinante nei primi anni per la lavorazione della lana, per la tintoria, eccetera. L'occupazione data da queste aziende tessili, che andò oltre i 1000 personali solo per la parte occupati, con poi l'indotto e tutto il resto, andò a compensare il calo di occupazione della parte serica, quindi venendo a ridursi l'attività dei cementifici, che non ho nominato per il tempo poco a disposizione, venendosi a ridurre appunto la parte delle bacologie e delle filande, il tessile assunse il ruolo determinante dal punto di vista dell'occupazione, insieme ai biscottifici, insieme alle biciclette della Carnielli, eccetera. Quindi il nucleo era tutto nell'area cittadina di Vittorio Veneto. Chiaramente per motivi logistici e per altri motivi queste aziende cominciarono ad avere delle difficoltà e un po' alla volta negli anni, a partire dagli anni fine anni 70-80, aziende che avevano una forte concentrazione di occupazione e difficoltà a concentrare l'organico in virtù delle nuove tecnologie, eccetera, ebbero anche qualche difficoltà a ristrutturarsi e quindi in alcuni casi dovettero cedere le armi. Quindi i lanifici una alla volta chiusero e noi siamo, certo non forse per merito, per fortuna o forse per il fatto che eravamo i più piccoli, siamo rimasti l'unico esponente di questa attività. Ne siamo orgogliosi perché era un fiore all'occhiello a Vittorio Veneto il fatto di essere ancora capaci di esportare nel mondo un prodotto fatto in loco, con tutta una storia alle spalle, e ci onora e ci permette di superare anche i grandissimi ostacoli che la globalizzazione impone a aziende della nostra dimensione. Quanti minuti ho ancora? Quanti secondi ho, Francesca? Li avresti già esauriti, ma gliene concediamo qualcun altro, dai. Come delle nostre, al di là dei bilanci, qualche volta si deve vivere anche di soddisfazioni personali che compensino le difficoltà che potete immaginare vengono affrontate tutti i giorni. Allora, forse un anno fa, 2 episodi proprio molto semplici. Io sono appassionato di moto, ero in Cansiglio d'inverno, arrivo alla Crosetta davanti all'osteria che adesso è stata convertita, mi tolgo il casco e c'è una signora anziana e mi guarda e mi fa: ma lui le dei Bottoli?
E ho detto, ma sì, ma questa signora aveva avuto 80 anni, io ne avevo qualcuno meno, mi ha riconosciuto, mi fa, lei è preciso il suo papà, va bene, ho detto, speriamo fosse, mio papà fosse un bell'ongo, ho detto sì, e mi fa, mi ha abbracciato sta donna e mi fa commuovere ancora pensarci, e mi dice, se sapesse, parlo in dialetto perché spero che voi lo conosciate, se sapesse mia e suo papà quando lei era ancora da Buogo, prima della guerra ci alzavamo alle 4 della mattina per andare a lavorare, abitava a Fregona per andare in fabbrica, se non fosse stata voi altri che avete mantenuto tutta la famiglia, mia zia mi ha raccontato tutta la storia della famiglia. Ecco, oggi l'imprenditore è visto con un certo occhio, all'epoca, soprattutto nel dopoguerra, i pochi imprenditori, erano pochi che riuscivano a dare lavoro a qualche centinaia di persone, erano, non dico dei benefattori, ma erano visti dalle persone veramente come dei santi, veramente delle fonti di sopravvivenza. E il secondo, ancora più sciocco, che vi racconto, è un'anziana signora che è venuta in lanificio tempo fa, mi chiamano in negozio, dicono, qui parla col padron. Ecco, quando chiedono il padron ti preoccupi, magari viene a protestare. E aveva in mano una specie di garza e fa, mi vorrei una coperta come questa. Io guardo questa garza che aveva in mano, con un occhio un po' preoccupato, e mi dice, sì, so lì un po' frugata, però ha un po' di anni, no tanti. E gli ho detto, no tanti. Sì, devo stare a lavorare tante volte, mi fa. No tanti, ho detto, quanti? Mi l'ho comprata suo papà, aveva cominciato a fare memoria, e l'aveva comprata prima della guerra, nel 1945. E allora l'aveva lavata tante volte, ma la voleva uguale. Altrimenti gli ho assicurato che forse quelle che gli vendevo adesso forse non aveva la stessa durata di quella, ma siccome questa qui aveva avuto 80 anni, penso che non avrebbe neanche potuto fruirne più di tanto. Ecco, è una soddisfazione dire che da sempre abbiamo fatto un prodotto di qualità che a distanza di 50 anni viene mostrato da questa persona. Ecco, dico, queste sono piccole cose, però che è un imprenditore che lavora 12 ore al giorno e sopporta 1000 problemi, queste piccole cose, non so se succede anche ai miei colleghi, ma sono anche piccole cose che aiutano ad andare avanti, sentirsi qualcuno nel proprio paese. Scusatemi questa divagazione, direi che basta. Grazie Roberto. Direi che materiale per un libro ne abbiamo anche per i seguiti del libro. Io mi aggancio alle parole di Roberto perché Vittorio Veneto ha avuto una grandissima tradizione non solo tessile ma anche prima serica, e ho scoperto, mi hanno spiegato la differenza tra le due e l'importanza dell'allevamento dei bacchi da seta, tant'è che avete anche un museo proprio dedicato a questo. Allora passerei la parola a questo punto a Ettore Marson per una testimonianza su questa storia. Io ringrazio innanzitutto chi ha promosso questo bellissimo evento, questo bellissimo ritrovo, e il Presidente, innanzitutto l'amministrazione comunale, il Sindaco e l'amministrazione, e il Presidente dell'Associazione Seneda, Aldo Bianchi, che molto gentilmente mi ha contattato e mi ha indotto a partecipare con grande entusiasmo a questa bellissima conferenza. Ecco. Allora io dovrei dire in poche parole che cos'è l'industria bacologica. Allora, innanzitutto l'industria bacologica riguarda la produzione delle uova del bacco da seta, dette appunto semmebacchi. Fu fondamentale per Vittorio Veneto nel senso che tra il 1870 e gli anni 30 del Novecento la città di Vittorio Veneto fu completamente tappezzata da stabilimenti bacologici. Allora a questo punto uno può dire, un'esagerazione, impossibile, ce ne saranno stati tanti, ma non proprio che tutto il tessuto urbano della città fosse tappezzato. È un'esagerazione, invece no. Se si guarda bene, io stesso, nonostante tanti anni che mi occupo di questa materia e di questo, scopro sempre cose nuove, scopro che c'era stabilimento bacologico dappertutto, anche dove non avrei mai e poi mai immaginato. Allora a questo punto uno dice, come mai nacque l'industria bacologica?
Una domanda a cui forse magari qualcuno di noi potrebbe essere interessato a saperlo: come mai nacquero talmente tanti stabilimenti bacologici qua a Vittorio Veneto da riuscire a tappezzare l'intero tessuto urbano della città? Primo. E quindi vorrei poter rispondere a questa domanda: perché nascono? E poi che cosa facevano? L'abbiamo già detto prima, i semebacchi, ma perché dovevano produrre i semebacchi? Quindi il motivo per cui nascono. E poi in che modo dovevano fare questo semebacchi? Che forse diciamo è già una domanda un po' ricompresa anche in quella immediatamente precedente. E poi, se mi sarà concesso, vorrei dire anche una sola frasetta brevissima del motivo per cui io mi sono impegnato a recuperare la storia dell'industria bacologica e perché mi sono sentito coinvolto in questa azione di recupero, che non è stata solo tanto di recuperare un'arte che possiamo anche, sotto alcuni punti di vista, pensare perduta e non più attuale, ma bensì appunto pregna di conoscenze che sono tuttora non solo presenti e pregnanti di significato, ma completamente super attuali, non dico attuali ma super attuali. Allora iniziamo nel dire come mai sorge l'industria bacologica. Noi sappiamo che l'industria della seta, della filiera serica, è sempre stata in Europa, si è andata sviluppando in Europa, nel nostro continente, dopo l'importazione di cui parla anche Procopio di Cesarea, quella attribuita appunto al tempo dell'imperatore Giustiniano. A quei tempi comunque lungo la via della seta arrivavano già i prodotti in seta finiti, quindi la bachicoltura inizia a seguito di questa importazione, andrà sempre più sviluppandosi. Comunque le sete, i damaschi, i brocati, i velluti, i lampassi che si producevano poi in Europa facevano anche concorrenza già ancora nei secoli passati, basti pensare a Lucca e alle lavorazioni di città della Calabria, dove c'erano appunto le tecnologie importate dall'estremo oriente, erano state trasmesse anche grazie all'occupazione prima araba, poi eccetera. Comunque si era andata sviluppando anche qua da noi la possibilità di lavorare i bozzoli, però che continuava ancora, i tessuti più importanti arrivavano ancora lungo la via della seta. E tant'è che quando si parla di Marco Polo se ne parla perché importava i prodotti finiti, non certo la bachicoltura o le conoscenze legate alla bachicoltura, che comunque erano già presenti, erano già ben attecchite e mantenute molto anche, riservate, segrete, no? Nell'arte, perché facevano parte dei segreti dell'arte. E comunque che le sete che già si producevano in Europa, e quindi non quelle che arrivavano dall'estremo oriente, erano importantissime. E di questo c'è testimonianza in tantissimi musei storici. Visitando i palazzi più importanti di Venezia si vedono appunto documenti di queste sete, che molte non solo arrivavano lungo la via della seta, ma alcune già anche proprio a Venezia venivano prodotte qui da noi. Detto questo, veniamo al dunque: come mai sorge l'industria bacologica? L'industria bacologica sorge per un problema sanitario, sì, è sanitario. Cioè praticamente a metà dell'Ottocento tutta la bachicoltura in tutta Europa, che ormai era molto importante, basti pensare che ad esempio attorno a Lione i telai che lavoravano la seta nel centro storico di Lione, dove l'industria della tessitura era stata promossa ancora ai tempi di Francesco I Valois, poi dal ministro delle finanze del Re Sole, tutto il centro storico di Lione lavorava al telaio. Lì addirittura già alla fine del Settecento, primissimi anni dell'Ottocento, 1803, tanto per dire una data, c'è la certezza che si usavano già le schede perforate, quelle del Fortran, dei primi calcolatori, no? Quando io ho fatto calcolo numerico e programmazione usavo le schede Fortran. Già usavano questo tipo di telai Jacquard, c'erano poi altri telai che venivano agganciati in questi telai, che insomma con questa tecnologia super, pure anche attuale, perché era una tecnologia già a quei tempi però molto molto sviluppata. A un certo punto in questa Europa in cui già la tessitura, la lavorazione della seta era così importante, viene tutta azzerata la materia prima, la fonte, la bachicoltura viene completamente azzerata. C'è la febbrina.
I governanti del tempo quindi si danno da fare per cercare di superare questa malattia, e non posso raccontarvi tutta la storia, però diciamo che proprio per l'adozione del metodo Pasteur nascono gli stabilimenti bacologici. Perché Pasteur? Perché alla fine, diciamolo pure in maniera molto succinta, per fare in modo che si possa adottare con convinzione un metodo talmente, diciamo così, laborioso, che richiedeva una serie infinita di esami microscopici, di qua di là, tutte tecniche che per il momento del tempo potevano sembrare molto difficili anche da adottare, viene adottato ufficialmente dai governi del tempo il metodo Pasteur, che viene presentato al Congresso Bacologico Internazionale di Gorizia del 1870, e praticamente l'adozione di questo metodo è la base della nascita dell'industria bacologica. L'industria bacologica quindi doveva esaminare, per l'adozione del metodo Pasteur, tutte le singole farfalle che deponevano, quelle che la fonte del seme bachi, che poi loro dovevano appunto dare agli agricoltori. E quindi abbiamo risposto alla prima domanda: come mai nascono? Ma perché, diciamo, questo seme bachi doveva essere prodotto in questo modo? Abbiamo detto per l'aspetto sanitario, sì, doveva essere prodotto per l'aspetto sanitario, ma anche per dare la garanzia agli agricoltori che avrebbero comunque ottenuto un determinato raccolto, cioè lavoravano il periodo dell'allevamento, che durava circa 27 giorni, un mese, che poi c'era però poi togliere i bozzoli dal bosco, questo stato, doveva comunque garantire un ricavo, certo, non che fosse aleatorio, dopo c'era la malattia qua là su giù destra sinistra. Quindi il compito di questa industria era anche questo: garantire la certezza del risultato economico dell'allevamento. E questo come poteva essere fatto? Per il fatto che appunto il seme bachi prodotto dava luogo a un allevamento che, se destinato a bozzoli da filanda, comunque sarebbe stato utile. C'era la certezza assoluta per il bachicoltore che comunque il ricavo per bozzoli da filanda comunque l'avrebbe avuto. Per quanto riguardava quello da riproduzione, i bozzoli da riproduzione, ovviamente lo stabilimento bacologico si impegnava a corrispondere comunque alla cifra convenuta anche nell'ipotesi che fosse scoppiata la malattia. Da qui vediamo che l'attività dello stabilimento bacologico quindi era diciamo un peletto più complicata di quello che potrebbe apparire a prima vista, che non era solo fare diciamo promuovere la deposizione di queste ovature, ma bisognava mantenere razze pure, le quali dovevano essere mantenute in purezza, farli incrociare tra di loro queste razze pure, quindi ottenendo i primi incroci. I primi incroci dovevano a loro volta essere, diciamo, allevati da agricoltori convenzionati con lo stabilimento, i quali conferivano quindi i loro bozzoli sempre da riproduzione nello stabilimento. E solo dopo, quando nascevano le farfalle dei primi incroci, incrociandosi tra di loro si ottenevano i secondi incroci. E solo diciamo, i secondi incroci, le farfalle del secondo incrocio che deponevano il seme bachi, quelle uova lì, potevano essere usate per gli allevamenti per bozzoli da filanda. Quindi qui a Vittorio Veneto, diciamo che le campagne attorno, non solo San Lorenzo, Fregona, Osigo, Danese, le zone di Sarmede, Cordignano, erano tutte, diciamo, ripiene, diciamo così, di agricoltori che allevavano bozzoli da riproduzione, quindi convenzionati con lo stabilimento bacologico. La città di Vittorio Veneto venne scelta da Giuseppe Pasqualis, che fu il primo che fondò lo stabilimento l'industria bacologica qua a Vittorio Veneto, che venne, diciamo, contattato da Luigi Luzzati quando era un apprendista stregone del Ministero dell'Agricoltura italiano, prima di diventare ministro, poi resterà ministro per mezzo secolo, e lo indusse, diciamo, a venire, staccandosi dall'impero asburgico, venire anche nel Regno d'Italia, che si era appena formato, che ancora non era stato riconosciuto dalle maggiori potenze del tempo, no? E quindi Giuseppe Pasqualis fa questo salto diciamo così, di avventura. Aveva già collaborato per la nascita della stazione bacologica di Gorizia, aveva già istituito per l'impero asburgico la stazione di Trento, che produceva anche quella l'unica nell'amministrazione asburgica che produceva seme bachi,
e fonda qua a Vittorio Veneto, sceglie lui la località, non è che Luzzati gli dice guarda che devi andare a Vittorio Veneto. Pasquali sceglie, si studia bene il territorio, sceglie Vittorio Veneto per i vari microclimi, quindi per distanziare questi arrivi dei bozzoli da riproduzione, perché ovviamente questo dipendeva dal ciclo vitale del bacco da seta, il quale fa sì che i tempi utili per l'elaborazione di uno stabilimento bacologico fossero ridotti non a un mese, ma a pochi giorni, a poco più di 10-12, tra i 10 e i 15 giorni, diciamo, se si guarda il ciclo vitale del bacco da seta. Perché? Perché dal momento in cui la crisalide si forma all'interno del bozzolo, cioè la larva si trasforma in crisalide, da quel momento che veniva colto dal bigattino facendo il tic-toc, che il bozzolo faceva un rumore, si sentiva che si era formata la crisalide, scuotendo il bozzolo si sentiva il caratteristico rumore, da quel momento scattava un conto alla rovescia, proprio un cronometro. C'erano questioni non di giornate ma di ore, anche se di fatto in quel periodo lì brevissimo, che durava appunto al massimo 10-12 giorni, ma alla grande, l'agricoltore doveva togliere i bozzoli dal bosco, portarli allo stabilimento all'interno di ceste speciali chiamate corbe, e lo stabilimento doveva riceverli in tempo per avere il tempo poi per fare tutte le sue lavorazioni, quindi far nascere quella partita in modo che potesse accoppiarsi con quell'altra e fare tutte le operazioni di cernita, eccetera, quindi un mare di operazioni. Come era possibile questo? Erano cose quasi di incredibile difficoltà che non si potesse, però invece riuscivano a farle, quindi c'era un'organizzazione incredibile. Un'organizzazione incredibile. Durante... vai tanto sul tecnico. Sì, adesso sì, grazie. Ecco, quindi questo è detto un po' per farvi presente cosa facevano questi stabilimenti bacologici. Adesso diciamo la domanda diciamo finale: perché era importante questa industria? Come mai si sono venuti tutti a concentrare qua a Vittorio Veneto? Questa io devo dire una cosa, che forse questa è stata quella che è sempre più stata mai detta, diciamo, in passato, quindi io però adesso mi sento in pieno diritto di dirla, che la seta, cioè con il semo e bachi che veniva prodotto agli stabilimenti bacologici, c'era la certezza assoluta, questo l'ho già detto prima, che il bachicoltore aveva il risultato economico garantito, perché comunque per la filanda andava bene. E se non andava bene per la filanda, lo stabilimento provvedeva lui se era da riproduzione. Ma andava bene anche per lo Stato. Perché? Perché la seta greggia che si ricavava con questo tipo di semebacchi prodotto dall'industria bacologica era una seta greggia del tutto speciale, che non c'era né in Cina né in India né neanche in Giappone. Il Giappone imparerà tutte le tecniche di produzione semebacchi dagli italiani. E questa seta greggia, cosa che appunto non è mai stata detta, costituiva base monetaria, cioè aveva la stessa funzione dell'oro. Già presso l'Archivio di Stato di Venezia ci sono documenti, ancora prima che sorgessero qua da noi le tessiture, che la seta greggia veniva usata dalla Repubblica di Venezia negli scambi, nei tributi che doveva ricevere dalle sue zone a cui garantiva protezione, eccetera. Quindi era un qualcosa che andava al di là dell'uso della camicetta o del paracadute, che pure venivano fatti in seta, anche le ali degli aeroplani venivano fatte in seta durante la Prima Guerra Mondiale, ecco. Ma che andava al di là dell'utilizzo, era proprio un bene prezioso, quindi aveva proprio la stessa funzione, diciamolo pure, dell'oro. E quindi questo è stato determinante per il fatto che nascessero tutti questi stabilimenti bacologici, perché lo Stato italiano, che nasce dopo il 1861, non riconosciuto, con tanti problemi economici, che qua, che là, che su, che giù, aveva bisogno anche lui di poter stampare moneta, ma a quel tempo non è che si potesse stampare così moneta ad libitum, così a piacere, no? Come magari in tempi successivi. In quel momento si poteva stamparla solo se c'era una copertura in oro o comunque in beni reali. Tra questi beni reali c'era appunto la seta greggia. Fin tanto che rimase questo fatto, rimase fino a quando subito all'inizio degli anni 30, per risolvere i problemi economici conseguenti alla Prima Guerra Mondiale, ma soprattutto ufficialmente il fatto della crisi del 1929, gli Stati Uniti
Franklin Delano Roosevelt presidente, che era stato eletto nel marzo del 1932 presidente degli Stati Uniti d'America. Nel 1933 adotta il nuovo ordine, diciamo, provvedimenti per superare la crisi e toglie il discorso della parità con l'oro. Quindi è vero che dopo c'è stato, vi raccontano, Bretton Woods, c'è stato Nixon il 15 agosto del 1971 e tutto, ma quelle sono cose che hanno riguardato i direttori delle banche centrali. Per la popolazione normale, per i cittadini comuni, tutto è venuto a finire con il 1933, quando gli Stati Uniti d'America hanno tolto la convertibilità in oro del dollaro. Da lì per il cittadino normale non poteva più andare in banca. In quel momento la seta grigia, che funzione aveva in Italia? Adesso lo dico, solo 2/3, cioè 2/3 della seta grigia non potevano essere lavorati qua, dovevano, in base a indicazioni governative, andare all'estero, perché la seta grigia italiana, l'unica, era quotata ogni giorno nelle borse seta di tutti i paesi del mondo, cioè da Yokohama, che sarebbe Tokyo, New York, gli Stati Uniti acquistavano quantitativi immensi, quindi serviva per sostenere la nostra base monetaria, o direttamente, oppure perché facilmente convertibile in franchi svizzeri, che erano sicuramente poi convertibili in oro. Questo fino al 1900, come abbiamo detto, 34, no? Ecco, da là chiudono. Infatti tutti gli stabilimenti bacologici qua di Vittorio Veneto, a parte pochi, chiamiamolo così, virgolette, che i miei avi non se l'abbiano contro di me, pazzi, pochi pazzi sopravvissuti, hanno chiusi tutti negli anni 30. Quindi qui a Vittorio Veneto è vero che c'è stata una città completamente tappezzata da stabilimenti bacologici, però è altrettanto vero che tutti o falliscono, o chiudono, o comunque si sparano, gli viene infarto e tutto, tutti chiudono negli anni 30. Alla fine degli anni 30 già Vittorio Veneto si era liberata fuori da tutti gli stabilimenti bacologici. Restavano formalmente di nome, ancora attivi, perché magari c'era sempre questa illusione coltivata dai politici di una continua ripresa, e quindi c'era chi lavorava e faceva il semebacchi anche per loro, e quindi formalmente ancora erano attivi. Ecco, quindi questo è stato il motivo di questa concentrazione, è legato quindi, ecco, quindi una cosa importantissima che vorrei appunto che vi restasse nella vostra, diciamo così, quello che vi ho trasmesso oggi, che del 100% della seta grigia prodotto in Italia col semebacchi italiano, ben inteso, solo 1/3 poteva andare poi alle tessiture di Como, questo st'altro, le quali anche prima da sempre dovevano acquistare, ma cos'è? Non è che dovevano integrare con 10-20%, no, dovevano acquistare come minimo altri 2/3, cioè loro, tutta la produzione di seta grigia non sarebbe comunque bastata. E comunque della nostra produzione di seta grigia solo 1/3 poteva andare a loro, i 2/3 doveva essere collocato sui mercati esteri per motivi finanziari, non per motivi dell'industria tessile italiana, per motivi esclusivamente finanziari. Ecco, io chiudo qui perché non voglio portare via ulteriore tempo, però questa cosa qua, che è la cosa forse più difficile da estrarre, che è stata la cosa più, anche per me, più difficile da ricavare, perché sono cose al di fuori della vulgata o della tradizione che viene passata, diciamo, no? Perché si parla tanto dell'avvento delle fibre sintetiche, di qua, di là, di su, di giù, no, sono tutte diciamo cose del tutto ininfluenti. L'unico motivo vero della cessazione dell'industria bacologica è stato questo, diciamo, i 2/3 erano legati al fatto che il loro semebacchi garantiva quel tipo di seta grigia. Quel tipo di seta grigia aveva quella funzione, non quella tanto di soddisfare le tessiture, ma quella di essere base monetaria. Ecco, chiuso, grazie. Faccio una coda all'intervento scientifico di Masson. Ha parlato dell'attività bacologica, a cui naturalmente faceva seguito l'attività serica, quindi il grande impegno occupazionale nella parte bacologica, altrettanto nella parte dell'industria della filanda, quindi la grande occupazione in Vittorio Veneto successivamente insieme alla bacologia è stata quella delle filande. Ne avevamo non so quante a Vittorio Veneto, ci sono ancora i fabbricati storici in varie parti della città. Sappiamo che la maggior parte delle nostre famiglie ha qualche parente che ha lavorato in filanda,
magari le nonne, qualcuna ha anche le mani un po' deformate dall'aver lavorato nelle bacinelle dell'acqua calda, come si usava a quel tempo, e ha lasciato tracce anche fisiche, però è stata una fonte enorme e fondamentale di occupazione per la città di Torino Veneto, quindi fa parte della tradizione tessile del nostro paese. Scusate. Grazie, avete sentito una ricostruzione storica davvero appassionata che è stata resa ancora più bella dalle immagini del museo che sono apparse dietro di noi. Abbiamo fatto un excursus sul passato e adesso torniamo al presente con la storia del territorio industriale del Vittoriese, e per presentare la dottoressa Gribaudi di Keyline abbiamo un contributo video. Grazie dell'invito, grazie della vostra presenza. Ascoltando proprio le parole di Marson e di Bottoli ho capito sempre di più perché mio papà nel 1970 decide da Torino di trasferirsi nel Veneto, perché la passione, il racconto che ci hanno fatto, dove proprio traspare la voglia di lavorare dei veneti, no? Di questa terra così, direi diversa da quello che era il Piemonte. Io sono nata a Torino, in una città, in anni in cui era complicato per una bambina vivere a Torino. Io sono nata nel 59, ho 65 anni, quindi negli anni 70, quando ci trasferiamo nel Veneto, per me diventa bellissimo, perché Torino era pericolosa all'epoca, era una città difficile far crescere dei figli, e mio papà decide a malincuore di lasciare Torino e di spostare le sue attività imprenditoriali. Noi producevamo cucine industriali e quindi ci trasferiamo, il papà trasferisce l'attività imprenditoriale da Torino a Mareno di Piave nel mondo delle cucine industriali. E per me inizia questo periodo bellissimo dove, per esempio, io ricordo benissimo tutta la zona di Vittorio Veneto. Pensate, pure l'azienda era a Mareno, noi vivevamo a Conegliano, ma quando mio padre mi regala una Vespa, io che ero amante delle ville venete,
passavo il tempo a girare a guardare le ville venete, e Vittorio Veneto da questo punto di vista ha un patrimonio immenso, bellissimo, no? Diciamo che lavorare in un territorio che esprime così tanto la bellezza, in una concentrazione, se pensate, davvero, perché il Veneto è una regione non enorme, ma ha un patrimonio da un punto di vista storico e culturale meraviglioso. Basta vedere dove siamo in questo momento. La mia esperienza lavorativa parte proprio dalla Mareno Grandi Cucine a Mareno, per poi adesso voi avete visto il filmato che riguarda la Keyline. Io in questo momento sono un amministratore delegato di questa azienda che facciamo chiavi e duplicatrici, rappresento la famiglia Bianchi, sono la moglie di Massimo Bianchi, e la famiglia Bianchi ha iniziato questo mestiere nel 1770 a Cibiana di Cadore, ed è questo un territorio ricco di grandi opportunità, perché pensate solo alle centinaia di fucine che c'erano, che lavoravano il ferro proprio a Cibiana di Cadore, ma esattamente come il tessuto, i bachi da seta, no? Questo grandissimo passione per il lavoro. Io credo che una cosa che emerge proprio da qualsiasi lato noi vogliamo vedere è questa passione per il lavoro. Pensate che io sono presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia e faccio sempre questo confronto. Quando sono diventata presidente dei musei civici, e sono 11 musei, gli 11 musei più belli di Venezia, dal Ducale al Correra, Mocenigo, Carezzonico e così via, sono 48.000 metri quadrati a Venezia, sono 700.000 opere d'arte. Però quando io entro nei musei io non vedo il museo, o almeno certo il museo con le sue opere d'arte, ma in realtà sono fabbriche del nostro passato e sono il frutto quindi del lavoro e del sudore degli uomini e le donne del nostro passato. Allora se i musei sono le fabbriche del nostro passato, le fabbriche di oggi saranno esattamente i musei del futuro, ed è su questo che dobbiamo lavorare, ed è su questo che proprio noi abbiamo sentito la storia, no? Cioè come la storia di questo territorio, ed è da questo che dobbiamo partire, perché nel momento in cui vogliamo salvare la storia vuol dire che dobbiamo prenderci cura di quello che stiamo facendo adesso, vuol dire aprire sempre di più, che è quello che ha spiegato anche prima il sindaco Chies, no? Aprirci al territorio, aprirci alle nuove generazioni. Noi abbiamo, prima è stato citato, l'ha detto Bottoli, di un'azienda che nel 1940 c'era l'asilo, no? Erano anni in cui, quindi pensate come si era avanti, come si era posto il problema, no? Di quanto era importante che ci fosse questa attenzione massima verso le persone che lavorano per te. Io mi ricordo che siamo stati una delle prime aziende a prendere la conciliazione lavoro e famiglia circa 15 anni fa, e ricordo che quando ne ho parlato con i sindacati interni ed esterni all'azienda mi chiedevano che cosa avevo in testa. Avevo in testa di prendere una certificazione che facesse parte del processo di crescita dell'azienda, ma deve essere un processo che parte dall'interno dell'azienda, tanto che noi poi avevamo creato un comitato tecnico scientifico, che questo dove attualmente noi abbiamo la presidente, inizialmente lo ero io e adesso una presidente è una donna operaia, proprio perché ci deve essere questa grandissima connessione tra quello che è la fabbrica e la comunità, l'apertura alla comunità, l'apertura al suo territorio, perché altrimenti diventa, io credo che non sia
Io credo che tutti questi ragazzi che vanno a studiare all'estero devono poi avere la possibilità di poter tornare indietro, cioè è importante per loro fare delle esperienze sicuramente all'estero, però altrettanto devono avere la possibilità di poter comprendere, di tornare all'interno delle nostre aziende a portare il valore che hanno acquisito nei loro anni di storia, perché se no saremo autoreferenziali e finiremo per essere un territorio che non è stato in grado di offrire ai propri ragazzi, alle nuove generazioni, delle opportunità, e non avremo un cambio generazionale. Quindi il cambio generazionale, il passaggio generazionale non avviene solo tra padre e figlia o tra madre e figlia, ma avviene in un contesto in cui c'è un passaggio di conoscenze tra quello che è il senior, le persone che hanno esperienza e che tramandano il loro lavoro, che è esattamente la fotografia di quello che abbiamo ascoltato. L'asilo nido, ma non solo, tutte le attività legate a produrre il bacco da seta, una storia bellissima. E io credo che da questo punto di vista probabilmente la storia di Vittorio Veneto spiega molto bene perché si è creata, senza togliere nulla a Conegliano, che il sindaco non c'è. Anch'io ho abitato a Conegliano, per scelta però vivo a Vittorio Veneto perché la trovo fantastica, bellissima, un clima eccezionale, un rapporto con la natura e col territorio e con la bellezza, perché noi siamo un popolo che vive di bellezza. Perché noi ogni 100 metri abbiamo una chiesa, abbiamo un posto dove possiamo pensare, dove possiamo riflettere. Anche le nostre fabbriche devono essere un posto dove possiamo riflettere. Noi abbiamo un altro patrimonio bellissimo che sono i musei d'impresa, che secondo me dovrebbero andare assolutamente in rete con tutti gli altri musei. Abbiamo sentito prima queste storie, e i musei d'impresa vanno salvaguardati come vanno salvaguardati i musei a Venezia o qualsiasi altro museo all'interno delle comunità, perché è la storia del nostro territorio. Io credo che mio padre fosse stato molto lungimirante nel decidere di portare la sua famiglia a vivere in questo territorio. Secondo me negli anni 60, quando già aveva spostato l'attività imprenditoriale da Torino qui, aveva capito le potenzialità. Prima si parlava della Inox Valley e a me viene sempre in mente questo paragone. Possiamo creare una Silicon Valley, una Inox Valley in qualsiasi contesto. L'importante è avere le persone di talento e creative. Pensate che la Silicon Valley in California nasce fortemente, si sviluppa da due grandi figure italiane. La prima è Adriano Olivetti, che negli anni 60 decide di inviare proprio in quella location ben 200 ingegneri. Molti di questi poi si fermeranno in California, si sposeranno, e quindi c'è una comunità che io frequento e conosco molto bene, che è la comunità italiana che vive in Silicon Valley. Perché questo non è perché gli americani sono più bravi di noi, ma l'idea proprio di poter mettere insieme delle persone di talento. E l'altra grande persona di riferimento in Silicon Valley è Maria Montessori, che è un'altra grandissima italiana che ha sempre prestato moltissima attenzione alla pedagogia e all'educazione, perché un altro tema fondamentale, e poi mi taccio, è quello dell'educazione, perché bisogna educare al lavoro, e abbiamo sentito due testimonianze bellissime. Educare
al cambiamento, e questo è un passaggio che io credo che sia estremamente importante, soprattutto per le nuove generazioni, capire quanto è fondamentale la capacità di adattamento al mondo che cambia. E noi, se vogliamo salvare la storia, lo possiamo solo fare sempre di più ponendo attenzione soprattutto alle nuove generazioni. Grazie. Grazie dottoressa Garibaldi, possiamo dire davvero un incontro fortunato quello con il territorio vittoriese, e da una famiglia che si sposta ad una famiglia che crede molto nei valori della tradizione, della sostenibilità e guardando al futuro. La parola adesso a Lorenzo Poser di Falmec, e anche qui scopriamo cos'è l'azienda. Bene, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Io rappresento Falmec, sono uno della famiglia, rappresento la seconda generazione, l'azienda è fondata da mio papà 43 anni fa, che è qui presente, e ha delegato a me questo discorso, questo dibattito. Ecco, partiamo un po' da questo estratto che avete visto, che in realtà è un piccolo pezzo di un video che abbiamo fatto per i 40 anni dell'azienda, e era un documentario per far vedere un po' a tutti i nostri clienti o chiunque volesse scoprire qualcosa in più di Falmec, dare modo di entrare nell'azienda, entrare per capire, perché da fuori non si capisce, perché le aziende sono fatte di persone, sono fatte di... Sì, ci sono tanti robot, però alla fine la differenza la fanno le persone, quindi abbiamo coinvolto anche i nostri collaboratori, quelli più storici, che parlano appunto in questo documentario e raccontano la loro storia. È una storia quindi di mio papà, in primis, che ha fondato e ancora tutt'oggi il centro dell'azienda, di determinazione, di passione, partendo da zero. Ecco, il video inizia con il mischio, che è anche un po' la fonte di energia primaria della storia del vittoriese, perché mio papà è nato in una casetta sul Meschio, mia nonna lavorava in Finlandia, quindi diciamo che ci siamo rivisti un po' nella storia del territorio, quindi siamo radicati per forza nel territorio. Noi siamo nati qui, non siamo venuti da altre parti, e quindi è naturale per noi restare qui, a differenza di quello che hanno fatto tutti i nostri più grossi competitors nel settore. Noi facciamo cappe per cucina, giusto per
capi aspiranti solo per il mondo domestico, un mondo che è cambiato molto in questi 40 anni, anche perché la K segue la moda delle cucine, la moda cambia e noi ci siamo adeguati anche a queste mode, quindi facendo leva sulla creatività in primis, poi sull'innovazione e sulla capacità appunto di essere più bravi degli altri, restando comunque più piccoli perché ci scontriamo con grandi multinazionali oggi, quindi insomma è un'asticella che si alza ogni giorno. Però siamo rimasti qui a differenza di altri che hanno delocalizzato. L'abbiamo fatto perché siamo legati al territorio, ma anche perché pensiamo che il territorio, in realtà questa parte dell'Italia, questa parte industriale dell'Italia, sia un vantaggio anche competitivo, perché riusciamo a trovare delle eccellenze nel territorio che ci danno un valore aggiunto sul nostro prodotto. Quindi noi ovviamente all'interno abbiamo persone che sanno lavorare, persone che in gamba, però non bastano, quindi la nostra fortuna, il nostro vantaggio anche rispetto magari a dei colossi europei è di essere un tessuto imprenditoriale, un tessuto artigianale, industriale, unico al mondo. E noi cerchiamo di trasferirli. Io seguo il commerciale e marketing in azienda e nelle presentazioni che faccio cerco di trasferire il valore del territorio. Magari sarà difficile capirlo per un tedesco, un americano che non viene qua, però diciamo che per noi è molto importante questo. Quindi il Made in Italy in realtà non è solo un marchio, per quanto importante, ma è proprio un valore aggiunto che dovremo cercare di capitalizzare il più possibile. Ecco, la nostra storia appunto è una storia di crescita fondata da zero nell'81 da mio papà. Veniva dalla Zoppas, mi dice sempre che la Zoppas era l'università, quindi la Zoppas ha creato un indotto, quindi tante piccole realtà che sono cresciute e quindi ha creato anche questo tessuto industriale. Che va coltivato, va sviluppato e secondo me è anche importante che le istituzioni che sono qui oggi valorizzino questo aspetto e creino un territorio attrattivo, perché le aziende possono fare tanto, ma il territorio deve essere attrattivo per portare qui gente, perché se vogliamo essere anche più competitivi o anche più in qualche modo poter competere ad oggigiorno a livelli più importanti con le multinazionali che dicevo, in un settore, in un mondo globale e dove l'asticella si alza ogni giorno, dobbiamo portare a Vittorio Veneto persone magari anche da fuori, quindi il territorio deve essere anche una fonte di attrazione. Abbiamo la fortuna appunto di vivere in una bellissima zona in cui si sta bene, insomma la qualità della vita è ancora tra le più alte in Italia, penso, però bisogna continuare a investire per creare appunto tutte le condizioni in modo da poter dare modo alla gente appunto di venire qui e poi di poter dare valore nelle nostre aziende. Sono aziende mediamente piccole, medio-piccole, e hanno bisogno di eccellenze per poter crescere. La nostra storia è appunto un esempio di ricerca costante dell'eccellenza. Insomma, siamo partiti da zero, però negli anni mio papà in primis ha sempre puntato sul creare delle cose diverse, nuove, migliori rispetto agli altri, quindi siamo riusciti a affermarci proprio per questa superiorità, diciamo, rispetto anche a delle aziende molto più grandi. Ricordo che l'Italia era la patria degli elettrodomestici, no? Adesso non più, purtroppo sono chiuse oppure sono state comprate dalle multinazionali straniere, però nella fattispecie sulla K è ancora il paese, no? La nazione dei campari. Noi siamo più piccoli rispetto ai nostri concorrenti italiani, a maggior ragione esteri, però ci difendiamo proprio perché siamo più in qualche modo originali o bravi a fare un prodotto diverso di qualità. E un po' questa è la forza dell'Italia. E niente, quindi questa è un po' la nostra piccola esperienza. Cerchiamo, essendo nati qui, essendo radicati al territorio, cerchiamo di dare anche indietro qualcosa al territorio, su piccoli gesti. Sponsorizziamo il calcio a Vittorio Veneto, che ovviamente non è per noi una fonte di ritorno in termini di marketing, ma proprio un modo per dare una mano alla città. Facciamo anche altre attività, adesso
Non mi dilungo, ma a sostegno appunto della città, perché insomma è la nostra città, è quello che sì, mi sembra che naturale. È un'azienda familiare, quindi gestiamo anche i collaboratori un po' con le stesse modalità della famiglia e quindi insomma c'è una certa attenzione particolare anche alle relazioni che abbiamo con i nostri dipendenti. Una volta era magari più facile perché eravamo pochi, adesso siamo in 200, quindi da industriali, quindi non è possibile avere magari la stessa intimità che abbiamo con quelli storici, però insomma si fa di tutto per creare un ambiente confortevole, un ambiente sano in cui la gente venga a lavorare volentieri, insomma. Questa è un po' la nostra esperienza e la nostra testimonianza in questo contesto. Le parole che sono state dette di più nel corso di questi interventi mi sembra siano state sempre territorio, passione, legami e famiglia, ed è bellissimo vedere quanto senso di comunità ci sia in tutto questo quando si parla anche di industria. Carlos Santos, chiudiamo con te con una, lasciatemi dire, provocazione. Finora abbiamo sentito la testimonianza di aziende radicate nel territorio, aziende del luogo. Non ti senti un po' una mosca bianca, visto che la tua azienda è una sede di un colosso invece internazionale, portoghese, quindi voi siete, tra virgolette, stranieri arrivati qui nel Vittoriese? A te la parola. Grazie. C'è un video prima, no? Every time a bottle is opened, a story unfolds. Inside you will find all the things that give character to wine. The land and the rain, the people, the sun. All this is terroir, its culture and traditions, shaped by the stories and memories of generations past. But we're not here to tell you about these stories. I'm here to tell you about their guardian, the one that ensures they're not lost. Let's talk about stoppers. Cork stoppers. Cork enables the wine to preserve its qualities over years, even decades. It plays a crucial role in its refinement. Carved from a single piece of cork oak bark, the iconic natural cork stopper is the closure of choice for top wine producers worldwide and the ultimate seal for premium wines. Directly from nature, we offer the world's greenest wine stopper. Period. Natural whole corks may well be the best wine stopper, but at Amorim, they're far from being the only cork stopper. A one-size-fits-all approach is not suitable for the world of wine, which is why Amorim offers the most complete portfolio in the industry. And for faster rotation wines with a younger profile, we offer the most advanced technical cork stoppers available in the market. This focus on innovation is what also led us to create the most successful range of stoppers for champagne and other sparkling wines. This approach is not new for us. For more than 150 years, we have been wrapping technology around one of nature's most remarkable gifts, cork's unique cellular structure. Cork protects what's inside and what's outside too. The cork oak native forests have existed on planet Earth for millions of years and are one of the most remarkable ecosystems in the world. Only a 100% natural, renewable, recyclable carbon-negative solution can truly help protect the planet. Making Amorim not just the largest cork company in the world, but also a guardian of all these inspiring stories, ours and our clients. And now that you know this little cork story inside out, it's time to discover the treasures guarded inside this bottle. But that's a story for another day. Innanzitutto io ringrazio Aldo di avermi invitato a partecipare a questo bellissimo evento. Saluto la sindaca
Il sindaco si dice. Allora, io mi presento, io sono Carlos Veloso dos Santos, sono portoghese, no? Si sente un po' dal mio nome, dal mio slang, e sono venuto in Italia nel 1998 per creare la filiale italiana del nostro gruppo, che è leader mondiale nell'industria del sughero. Noi non facciamo solo tappi, noi facciamo tappi, è il nostro business principale, ma facciamo pavimenti, facciamo rivestimenti per i velivoli spaziali, e perciò il nostro mondo è il sughero, un sughero che è patrimonio del bacino occidentale del Mediterraneo. Pensate che in questi paesi, Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Marocco, Algeria, Tunisia, ci sono 2,1 milioni di ettari di foreste di sughero che sono, al di là di la fonte delle nostre materie prime, sono anche un polmone di ecosistema, di biodiversità e di cattura di CO2. Pensate che una tonnellata di sughero è in grado di assorbire 73 tonnellate di CO2. Allora, il nostro gruppo nasce nel 1870 come un produttore di tappi per il vino di Porto. Sapete, probabilmente avete già assaggiato, questo è il vino più famoso del Portogallo, che avendo bisogno di esportarlo in Inghilterra, aveva bisogno di questi tappi di sughero. Perciò il nostro gruppo nasce come una piccola azienda artigianale che produceva tappi. Negli anni abbiamo sempre verticalizzato la nostra produzione fino al punto che noi oggi esauriamo completamente la materia. Cioè, oggi quando si parla di economia circolare si parla di andare a utilizzare uno sfrido di produzione per produrre un altro prodotto. Ecco, la nostra industria è un esempio tangibile di quello che vuol dire economia circolare, perché anche la polvere che noi generiamo nella nostra produzione andiamo a bruciare per produrre energia della biomassa. Infatti 2/3 del nostro fabbisogno energetico deriva dalla bruciatura della polvere. Il nostro gruppo, io entro nel gruppo nel 1990, dopo il crollo del muro di Berlino, dove c'era bisogno di tutta una nuova generazione di manager per internazionalizzare il gruppo. Infatti noi oggi abbiamo più di 60 filiali in giro in tutto il mondo. Nel 98 mi invitano a sviluppare la filiale italiana, una filiale italiana che prendeva in mano un piccolo distributore che noi avevamo a San Pietro di Fialetto. Infatti all'epoca abbiamo detto, ma con un'Italia così grande cosa andiamo a fare a San Pietro di Fialetto? No? E siamo venuti qui con l'obiettivo di vendere 300 milioni di tappi. Questo era il nostro obiettivo all'epoca, nel 1998. Dopo un anno converto questa piccola distributore nella filiale italiana di Amorim, e nel 2003 ci trasferiamo qui in zona industriale. Infatti saluto anche il mio amico Luciano Mazzer, che è per me un grande amico e uno dei più grandi industriali che c'è in questa regione. Perciò siamo un po' suoi vicini, ma vicini anche loro, vicini della Maria Cristina, in questa bellissima zona industriale, che adesso speriamo che diventi anche più bella, perché c'è anche un bel progetto, sindaco. Contiamo anche sul suo supporto per umanizzare ancora di più questa bellissima zona industriale. E lì abbiamo intrapreso il nostro percorso. Oggi noi vendiamo 650 milioni di tappi in Italia, il nostro gruppo fattura circa 1 miliardo di euro e vendiamo 6 miliardi di tappi in tutto il mondo, cioè perciò circa metà della produzione mondiale di tappi di sughero è prodotta dal nostro gruppo. Ma non siamo qui solo per parlare di questo, siamo qui per lasciare anche un contributo a questa discussione. No? Allora, dove io credo che noi facciamo veramente la differenza è nell'approccio di quello che oggi si chiama il modello di gestione sostenibile. Cioè, cosa vuol dire? Fare impresa in modo responsabile, cercando di curare quelli che sono i 3 pilastri della sostenibilità. La prosperità economica, perché un'azienda che non produce utile non va da nessuna parte, la giustizia sociale, cioè perciò essere corretti, trattare correttamente non solo i nostri dipendenti ma anche il territorio che ci ospita, e dopo tutto l'aspetto legato alla qualità ambientale, dove il sughero ha chiaramente un ruolo molto importante. Pensate che il sughero nasce 65 milioni di anni fa per evitare all'albero di bruciare.
Questo è l'obiettivo del sughero. Il sughero è questa corteccia fatta da 80% di aria che evita all'albero di bruciare. Infatti, se voi cercate di attaccare il fuoco a un tappo di sughero, lui non prende fuoco, cioè combusta molto lentamente. Ecco, perciò il nostro business incentrato su un prodotto di origine forestale ha portato chiaramente il nostro gruppo ad avere un approccio molto forte alla sostenibilità. Tant'è che noi nel 2011 in Italia abbiamo deciso di raccogliere i tappi usati. Questa settimana, la prossima settimana, annunciamo un progetto con Contarina, già lo facciamo con Savno, ma un progetto con Contarina dove raccoglieremo i tappi anche nel territorio di Contarina, e questi tappi verranno trasformati in granina di sughero che dopo andrà a incorporare materiali di bioedilizia, materiali di isolamento e anche oggetti di design. E questa granina verrà prodotta dal carcere di Treviso. Perciò noi andremo ad allestire una produzione di... Grazie. Oggi noi raccogliamo qualcosa come 30 milioni di tappi usati in tutta l'Italia. E voi dite, ma a cosa vi servono i tappi usati? Servono a dare l'esempio che anche quello che non serve più può dare origine a qualcosa di nuovo. Tant'è che noi nel 2019 abbiamo creato una collezione di oggetti di design che si chiama Super Design, potete anche andare a cercare sul sito superdesign.it, e questa collezione parte esattamente dall'utilizzo dei tappi usati per produrre un qualcosa di nuovo. Tant'è che la Endemol, ossia quelli che organizzano il Grande Fratello, ci hanno chiesto i nostri arredi. Infatti nella casa del Grande Fratello ci sono anche gli oggetti della collezione Super Design, ecco, così un piccolo inciso. E dopo c'è tutta la parte sociale, ed è qui che secondo me, e questo secondo me è il contributo che noi vogliamo lasciare a questa discussione. Io credo che noi, se vogliamo fissare i talenti, oggi le aziende devono essere aziende in grado di interpretare il modo di pensare delle nuove generazioni. Se noi rischiamo di diventare non solo territori vecchi, e qui devo dire, Sindaco, lei ha una missione molto importante, perché il comune di Vittorio Veneto è il più invecchiato della Marca trevigiana. Perciò qui ce n'è tanto veramente da fare. Mi piacerebbe che in questa sala ci fosse molto più giovani e non solo la mia e la generazione precedente. Perché effettivamente oggi questo territorio deve attrarre i talenti. E come lo fa? Avendo aziende belle dove andare a lavorare. Infatti noi abbiamo fatto un percorso per diventare una delle più belle aziende in Italia dove andare a lavorare. Noi siamo, prima la Maria Cristina parlava della conciliazione vita e lavoro, noi siamo certificati Family Audit, che è la conciliazione vita e lavoro. Noi oggi abbiamo 47 misure di conciliazione vita e lavoro per i nostri dipendenti. Faccio alcuni esempi. Lo smart working l'abbiamo introdotto nel 2019, prima del Covid, la flessibilità oraria, la banca ore, noi paghiamo il pranzo ai nostri dipendenti, noi abbiamo le biciclette, diamo la frutta fresca a tutti i dipendenti, gli diamo il check-up sanitario gratis, cioè facciamo un sacco di attività. Oggi pomeriggio inauguriamo una mostra a Conegliano, nel Palazzo Sarcinelli, siete tutti invitati a vedere questa bellissima mostra, e lì abbiamo invitato tutti i familiari dei nostri dipendenti a venire a questo evento. Cioè ne facciamo veramente tantissime attività, ma non basta questo, cioè noi abbiamo anche intrapreso la strada per diventare organizzazione positiva, cioè introdurre i principi della felicità nell'ambiente di lavoro. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi siamo una bella azienda, attraiamo i talenti, non dobbiamo andare noi in cerca delle persone, sono loro che vengono in cerca di noi, e soprattutto le persone sono felici, perché ricordiamo che noi passiamo un terzo della nostra vita al lavoro. Questo è quello che vogliono le nuove generazioni. Cioè le nuove generazioni vogliono venire a lavorare in belle aziende. Ma se noi vogliamo trattenere anche i ragazzi nel nostro territorio, non basta solo avere delle belle aziende, bisogna creare anche le infrastrutture perché loro possano vivere qui. Oggi io, girando per Vittorio Veneto, vedo tante fabbriche
dismesse, vecchie, cioè vecchi lanifici, strutture vecchie, che potrebbero perfettamente essere riconvertite, approfittando anche dei fondi del PNRR, in alloggi per i giovani, perché uno dei problemi più gravi dell'Italia è che oggi le persone non fanno figli. Oggi c'è 1,2 figli a coppia. Nel 2050 l'Italia avrà meno 4 milioni di abitanti italiani. Perciò se noi non mettiamo questi giovani in condizioni di fissarsi in questo territorio, noi diventeremo un paese vecchio e Vittorio Veneto diventerà ancora più vecchio. Perciò la sfida è non solo promuovere queste industrie, ma fare in modo che anche queste industrie possano avere un approccio diverso a quello che le nuove generazioni e creare le condizioni perché effettivamente i nostri giovani si radicano qui, ma soprattutto vivono una vita felice. Grazie. Grazie Carlos anche per aver condiviso la tua esperienza e per anche le idee tanto appassionate che hai condiviso con noi. Allora io adesso andrei a chiudere l'incontro di oggi. Ringrazio tutti i relatori che hanno voluto condividere le loro storie, la loro passione e anche la loro visione per il futuro. Ecco, di solito a chi presenta un evento viene chiesto anche di trarre le conclusioni, di dire qualcosa che faccia da collante di tutti gli interventi che sono stati fatti. Io ci ho pensato in quest'ora e mezza e devo dire che potrei dire tantissime cose prendendo spunto dalle riflessioni, dalle storie anche di famiglia, dalle visioni del futuro che sono state fatte, però vorrei chiudere solamente con poche parole citando una frase che mi ha molto colpita e che è venuta fuori durante gli interventi e che è: noi siamo un popolo, siamo un territorio che vive di bellezza. Grazie a tutti e arrivederci.